Amici bellini, allora giornata importante, la lasciamo con le luci insomma naturali, perché conferenza, ancora la devo sentire la conferenza, anticipo la registrazione di questo video perché è importante quello che ci ha detto Canonico e possiamo finalmente fare un po' di chiarezza sulla situazione degli infortunati. Quindi io comincio a registrare questa cosa di Canonico, poi posto il video solo post conferenza, magari esce qualcosa di interessante, quindi integriamo il video. Cominciamo! Allora, grazie a tutti per la vostra presenza, visto che ieri il video di analisi si è intersecato con notizie di mercato che oggi insomma si rimpinguano con altri nomi, i nomi che già si sapevano e che speravo di non dover proprio considerare. Comunque, grazie, iscrivetevi al canale con fiducia, se siete nuovi benvenuti. Io sono Valerio Fluido e ogni tanto viene meno la voce perché ho il fuso orario, è la mia benedizione e maledizione, perché alle volte arrivo tardi sulle notizie. Però ci tenevo questa volta, visto che gli struffoli invece questa volta si fanno i complimenti, si ringrazia la radio partner Radio CRC che, chiamando il dottore del Napoli, il medico responsabile, almeno ci dà la possibilità di capire di cosa stiamo parlando. Quindi grazie Radio CRC, Chiariello, eccetera eccetera, perché è così che si fa con onestà quando non mi stanno bene delle cose, struffoli quando invece mi piacciono e ci aiutano, bravi. Poi parliamo pure di mercato, può essere che questo video esce lungo un'altra ora, un'oretta, perché Sterling, Daniel Maldini, attenzione. Però chiariamo almeno le situazioni degli infortunati. Prima di tutto Canonico dice la scienza non è democratica, cioè noi sappiamo che nei vari gruppi, chissà se parla del nostro gruppo Telegram, se siete iscritti, se siete abbonati, io faccio entrare anche i medici del Napoli nel gruppo Telegram, non c'è problema, o già ci siete. Perché insomma lui ribadisce, dice che poi a Napoli sono tutti anche esperti di medicina che dicono lo staff eccetera eccetera. Sembra quasi in qualche modo anche difendere quello che non è solo il suo lavoro come medico sociale, ma anche il lavoro dello staff, perché parla di preparatori atletici e quindi mettiamo questo davanti. Poi ci dice che i dati fisici sono buoni, cioè quando noi diciamo i giocatori però stanno a pezzi fisicamente, lui dice che in generale siamo tra i migliori anche quando non sembra in partita, quindi quello che loro hanno quando noi diciamo si vede benissimo che non può giocare, per i dati scientifici che ha il Napoli questo non risulta. Poi ci dice l'anno scorso per esempio siamo stati la seconda o la terza squadra per minor numero di infortuni, e questo vabbè ci fa piacere, ma questo era l'anno scorso dove avevamo anche meno partite. Adesso quest'anno lui ci dice gli infortuni sono più gravi. Poi andiamo nello specifico di quali infortuni eccetera eccetera. Poi c'è anche una questione di privacy, dove alle volte si nascondono insomma le società. Sarà corretto non dire i fatti della gente, però lui dice, Canonico dice, ma giustamente la gente vuole sapere, e quindi quando si può si dice, e vuole sottolineare che non ci sono recidive, cioè non ci sono situazioni in cui c'è l'infortunio, poi dopo 15 giorni c'è la recidiva, si ricade sullo stesso infortunio, e comincia con la situazione di Kevin, che non è la zona del suo vecchio infortunio, è un'altra zona muscolare, e ci parla di un ritorno che era preventivato tra fine febbraio e inizio marzo, e lui parla di return to play, e questo è importante perché qua ci può stare una prima spaccatura tra quelle che sono le idee di un allenatore e quelle che sono le idee dei medici. Io ho una mia idea e adesso ve la dico. Per Elmas nessun problema, e questo lo sapevamo, sindrome influenzale, quindi un po' che giramento cap, non c'è problema. Lukaku convocato, grande novità, e secondo Canonico lui lo dice chiaramente, dice chi viene in panchina può scendere in campo. Giusta la domanda poi successiva di Chiarillo, che dice ma ce lo siamo già portati in panchina per la Supercoppa, e là Canonico è costretto. Come sta? Buongiorno. Ha detto buongiorno, buongiorno. No, effettivamente io Pensavo a buongiorno, come sto? non dobbiamo portare il defibrillatore in panchina, perché ecco, no, ma io a fare un passo indietro e dice sì, però là era giusto perché è un leader, e allora no, e allora non è vero che tutte le volte che uno si porta uno in panchina è pronto per scendere in campo. In quel caso fu una questione di rispetto anche del peso del personaggio. Si vince la Supercoppa, la alza anche Lukaku insieme ai ragazzi, anche se non può giocare. Comunque
Per Canonico chi scende in panchina può giocare a calcio. Poi 5 minuti, 10 minuti, al 58esimo come Neres, questo è un altro paio di mani. Anghissà aveva recuperato, ecco perché io vi dissi vedremo prima Anghissà e poi Lukaku. Poi martedì scorso ho poche male schiena, si è bloccato con la schiena, il che rallenta il ritorno, ma si parla di panchina, probabilmente in panchina o con la Juve come l'avevamo previsto. Ho visto il mal di schiena con il Chelsea. Gilmour, e qua Gilmour lo accorpiamo con la situazione di Buongiorno, perché dolori pubici, quindi la pubalgia, che però non si chiama più così, dolori che interessano l'inguine, insomma quella zona, costretto all'operazione, si parla di metà febbraio, e questo va assimilato secondo me alla questione di Buongiorno, che anche si è dovuto operare e da quell'operazione è tornato, ma non è tornato al 100%. Qua non si può parlare di sbagliata preparazione, ma si deve parlare per forza di predisposizione dei calciatori, il che ci deve riportare anche alla questione Neres, ma ci arriviamo. Quindi DNA, purtroppo se è nella zona così, magari con l'operazione la situazione si risolve e i problemi, i fastidi non li senti più. Dopodiché Meret, traumatico, la sfortuna, prima la frattura, poi qua c'è di nuovo privacy, perché lui dice ha accusato un fastidio al braccio sinistro, poi per privacy non voglio dire altro. Però settimana prossima lo possiamo rivedere. Poi Neres, trauma alla caviglia, lo sappiamo. Poi lui dice è una zona particolare, di solito con questi traumi alle caviglie si inseriscono gradualmente i calciatori, poi si aumentano i carichi. Nel momento in cui lui sente ancora fastidio, qua si può decidere, i medici hanno dato il via libera, perché se Canonico dice quando te li porti in panchina vuol dire che possono giocare, vuol dire che i medici hanno dato il via libera, può giocare. Il ragazzo ha provato, era evidente in campo che sentisse ancora dolore, e secondo me qua va un pochino in freva Conte. Perché? E ve lo dico con massima onestà, nel senso, per quello che so e per quello che credo. Immaginate uno scenario dove i medici consigliano a Conte, dice guarda questa partita falla saltare a Højlund perché siamo arrivati al limite dove poi rischiamo. Conte si guarda intorno, dice non posso far giocare Lucca, non mi convince, non ci sta con la testa, Ambrosino mi fido di meno, gioca Højlund e magari Højlund fa una grande partita con l'Inter, oppure fa una doppietta, perché ne ha fatte, e Conte dice vabbè i medici mi hanno detto di non farlo giocare, io l'ho fatto giocare, ho avuto ragione io. Contemporaneamente immaginate che i medici gli dicono vai tranquillo con Neres, ha recuperato, non c'è problema. Conte lo mette e vede che non riesce a correre, non riesce a scattare e ricade, quindi riaumenta il dolore. A quel punto secondo me scatta in Conte quella cosa a dire infortunati, chiedete ai medici, non chiedete a me. Questo è uno scenario possibile, plausibile, non so se è la verità, ma è molto probabile. Purtroppo anche per quanto riguarda Neres, andiamo a guardare lo storico, non è un giocatore che ha avuto continuità nella sua carriera, non è che ha fatto stagioni su stagioni tutte di 50 partite sempre in grande forma. Purtroppo questo quando lo compri lo devi mettere in preventivo. Quindi non poteva mai essere il sostituto di Kvara che fa tutta la stagione a 1000 all'ora e non si ferma mai. Non lo poteva essere. Qua, quando parliamo di rallentamento, Canonico è molto prudente e ci dice febbraio inoltrato, non facciamo previsioni per quanto riguarda Neres. Girano voci in città di grande preoccupazione, di grandi tragedie, non le cavalchiamo, però non possiamo tenere presenti. Insomma, Vergara ce lo vedremo. Vedremo Vergara in campo e speriamo di poter vedere grandi cose. Dopodiché, per quanto riguarda Amir e Politano, al contrario di come potevamo pensare, Amir è meno grave perché si parla del gluteo, quindi tra una quindicina di giorni o con la Fiorentina o col Genoa potremo rivederlo, mentre Politano flessore e quindi parliamo di almeno un mese. Canonico chiude l'intervista con un po' di sfortuna, secondo me ci è stata, e secondo me, nonostante non ci piaccia come giustificazione generale per capire se ci sono dei colpevoli che dobbiamo trovare per forza per risolvere la situazione, se fai il computo di tutte le cose, Lukaku non è che puoi dire l'hai gestito male, l'hai fatto giocare troppo, la preparazione, cioè giochi inamichevole, si è fatto male tirando, quindi o ha spinto troppo nella preparazione estiva, questo non lo possiamo sapere, ma lì non è una questione che l'hai spompato e l'hai portato a infortunarsi. Su KDB in qualche modo tu lo devi anche tenere presente, secondo me Conte stava provando anche a gestirlo con qualche sostituzione, una partita la salta da titolare, ci stavamo provando, però è anche un giocatore che si è fatto una carriera sana con Guardiola a 3000 all'ora, qualche infortunio ce l'aveva, lo dovevamo tenere presente. Anghissà e
Rachmani si fanno male in nazionale e quindi sì, probabilmente poteva essere il momento in cui farli riposare, ma le nazionali se ne fregano, mentre per Buongiorno quell'altro sono predisposizioni anche genetiche su cui ci puoi fare poco. Quindi questo è il quadro generale. Il problema è che più sono lungodegenti e più partite saltano, più si concentrano in un solo reparto, il centrocampo specialmente, più fai difficoltà a gestire queste cose, ma almeno abbiamo avuto un quadro un pochino più chiaro di quello che è la situazione. Ora questo ci porta poi al discorso del mercato, perché ci dicono tutti che insomma Lang è praticamente fatta, se lo prendono in prestito con diritto, non so quanto risparmi onestamente tra il suo ingaggio e quanto ti danno di prestito, quindi non so cosa puoi fare in sostituzione di Lang. Idem per quanto riguarda Lucca, anche se Lucca pare che nicchia, Lucca non è convinto di andarsene all'estero, non lo so se la sua esperienza, l'altra esperienza all'estero con l'Ajax non l'ha convinto, ha paura di lasciare l'Italia, questo non lo possiamo sapere. Tu puoi anche pensare che Lucca lo stai sostituendo con Lukaku, se Lukaku effettivamente è tornato, e puoi gestire Højlund con qualche minuto nel finale per Lukaku, qualche minuto ogni tanto Ambrosino, e Højlund gioca sempre come se fosse Holland, sperando che sia sempre integro e che la giovane età possa aiutare a non rompersi. La sostituzione di Lang però è importante in questo momento, perché non puoi prendere uno così, e se lì ci puoi mettere Elmas fisso, considerando che tra un po' ti torna Anghissà, e allora a centrocampo tu puoi gestire così e magari anche McTominay può salire in zona Lang, a destra siamo rimasti solamente con Vergara perché Politano lo perdi per un altro mese, e allora qualcosa in zona tre quarti bisogna farla assolutamente, bisogna trovare come si deve fare. E secondo me se De Laurentiis sente che il quarto posto è in pericolo, molto secondo me dipenderà dalla partita con la Juve, e se si fa qualcosa la Roma ti sopravanza, perché se vediamo poi in pericolo la zona Champions, allora secondo me De Laurentiis il borsellino lo riapre e qualcosa si deve fare, perché Stellini è stato la voce di Conte, ha detto qualcosa sa da fare, perché rischiamo brutto, anche se vuoi considerare che stai uscendo dalla Champions per poi andare a chiudere tra le prime 4 senza rischiare poi di perdere quella fetta di Champions League dell'anno prossimo che è fondamentale, altrimenti buonanotte, il fatturato non è abbastanza, non ti fanno fare mercato e hai una squadra vecchia, quindi bisogna assolutamente ragionare su questo. Più che altro serve individuare dei profili neutri che non siano specifici per Conte, perché secondo me di base c'è sempre quella cosa, ma Conte è Conte l'anno prossimo, oppure non ce la fa più e se ne deve andare perché non resiste più, e secondo me questo sullo sfondo c'è sempre prima di fare. Sembra quasi che sai, poco. Allora, una qualsiasi operazione in mercato, perché prendi un giocatore che va bene per Conte, arriva un altro allenatore e magari non gli va bene, oppure se arriva un altro allenatore e si ricomincia da capo rifondando che vuole giocare anche con i giovani, là lo devi accettare, perché a un certo punto si deve fare. E speriamo che non sia Daniel Maldini, perché con Daniel Maldini io vado in serie difficoltà. Come si chiamava? Amuzzu, quello là, prendiamo Amuzzu, alla fine Amuzzu forse era meglio di Okafor, e Daniel Maldini a quel punto metti Baridò, stavamo parlando sul Telegram, promuovi Baridò dalla primavera, perché Daniel Maldini, cioè chi si viene a Raspadori e si levano a Maldini, cioè noi siamo luati a Raspadori, ci siamo a pigliare a Maldini, è veramente, se vogliamo parlare di Lookman parliamo di Lookman e ci divertiamo, vabbè, beh, nigeriano, però almeno c'ha spessore internazionale, esperienza. Maldini non è? No. Anche come si chiama? Enzarui, Enesiri, come gioca a pallone? A me non piace proprio, guardato gli highlights, non mi convince assolutamente, che dira. Però ecco, a quel punto se il Chelsea vuole effettivamente pagare lui lo stipendio e si vuole liberare un posto dello spogliatoio, andiamoci a pigliare Sterling. Speriamo che possa fare qualche partita ogni tanto, perché è come aver preso Okafor però con più nome. La conferenza chissà, aspetto, giro la camera.
Allora, amici bellini, come prevedibile non è che sia uscito molto dalla conferenza di Conte. C'è solo una curiosità: a fine conferenza si sente un giornalista dire questo. Abbiamo un problema con la Danilo, più sibillino di così. Ieri non stavo in mano. Scusa, non è che risponde così. Mica lo può risolvere lui. Insomma, non lo so se si è sentito nella confusione generale, però ripete il fatto che, insomma, Canonico è stato molto vago su Neres, e se magari con noi è vago, la speranza è che invece dall'interno sappiano benissimo quali sono i tempi di recupero di Neres, e non lo so, è stato molto chiaro con gli altri giocatori. Di conseguenza Conte ribadisce, c'è molta sintonia con la società, loro sanno quello che serve, insomma, perché sono cose oggettive, quindi io mi devo aspettare che la società faccia qualcosa, specialmente in quella zona, insomma, della tre quarti, visto che hai perso Politano per un mese, Neres non si sa, Vergara ti dà una mano, noi ti diamo una mano, tu puoi dare una mano a noi, però nel conquibus serve qualcosa, sicuramente. Spero che questo qualcosa non sia Maldini, però è giusto che Conte, insomma, ribadisca che questo è il momento di pensare alla partita e non di pensare al mercato. Al mercato ci deve pensare Manna, e quindi non ci deve pensare né Conte, né lo staff, né il resto dei giocatori infortunati. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio, ci vediamo domani. Se escono alcune cose, io non studierò il Copenaghen, mi rifiuto per mancanza di tempo, ovviamente. Voglio essere sorpreso da quello che succederà in partita, anche perché ce l'hanno detto, è praticamente una finale.